can do no wrong. You told me you're ready, you get it, yeah, I love your letters, were melodramatic, and you are my heaven, 24/7. I need your honey, I need your lemon. I don't need another reason, you're enough for me. Let's make some memories. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana, tutto girava, Jumbo buona, dicevi tu, guardando me. Guardando me. Segui il fiume e l'orizzonte, dove l'estate non cambia colore, da più vicino anche il sole, sopra la linea dell'equatore. Tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, vuoi andarci con te e non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana, tutto girava, Jumbo buona, dicevi tu, guardando me. Guardando me. Oh, you're top of the world, beautiful horizon, you and me, hey, keep dancing, as long as you want. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana, tutto girava, Jumbo buona, dicevi tu, guardando me. Guardando me. Buonasera a tutti gli amici collegati anche in prima serata. Una buona domenica a tutti da parte di Salvatore Alvino e Gaetano Donatellis. Buonasera. Buonasera a te Salvatore e buonasera a tutti gli amici in ascolto, vicini e lontani. Oggi appuntamento speciale, proviamo anche un altro orario di musica in compagnia. Stasera abbiamo deciso, a causa anche dei festeggiamenti che avevamo un po' in tutte le famiglie, visto il santo oggi è San Luigi, che automaticamente festeggiano tutte le Luigi e Luisa. Un augurio da parte mia e di Gaetano automaticamente. Faccio anch'io gli auguri a tutti Luigi e Luisa e a tuo padre che oggi ha compiuto gli anni. Auguri a Bruno. Infatti anche mio padre oggi è il suo compleanno, ha fatto 62 anni. Un grande augurio da parte mia, da parte di Gaetano Donatellis, come ascoltato adesso, e di tutti gli amici di Radio Napoli. Allora, oggi Gaetano, prima di anticipare il genere di musica che ascolteremo stasera, concedo a te, come ogni puntata, i saluti di inizio trasmissione. Allora, saluto gli amici dei miei gruppi, il gruppo dei balli di gruppo, tutta la musica che è nel cuore, il gruppo Donatellis e la famiglia, i sceneggiati e serie TV di altri tempi, gli amici della scuola Roberto Bracco di Via Tevere, dopo il Pino e la Malafemmina, quelli di Soccavo, il gruppo dei nostalgici, noi di Soccavo e la municipalità amministrata dal nostro amico Giuseppe Puglisi. Gaetano, penso che è arrivato il momento di stoppare un po' con le amministrazioni di gruppi Facebook, perché veramente ne gestisci in maniera proprio esagerata. Secondo me devi fare l'influencer, è arrivato il momento di cambiare mestiere, diciamo, potersi fare l'influencer, visto il numero degli utenti che, diciamo, condividi la tua giornata. Ho visto che il gruppo di tutta la musica che è nel cuore ormai è sotto i 900 iscritti, diciamo, ci stiamo arrivando alla soglia dei 1000 iscritti, manca poco.
Allora, vuoi spiegare a tutti stasera di che cosa parliamo, di genere di musica? Visto che hai preparato tu la scaletta, io ho fatto qualche modifica a livello solo di ascolto, però diciamo il 90% la musica l'hai scelto tu. Più che parlare, invito tutti gli amici in ascolto a ballare, perché è tutta musica da ballo. Allora, stasera la trasmissione di Radio Napoli per l'occasione della prima serata, Radio Napoli in Stasera si balla. Si balla perché, diciamo, Gaetano, tu hai frequentato e frequenti ancora, visto, vabbè, non in quest'ultimo periodo perché c'è stato il problema del Covid-19, frequenti gruppi che ballate, diciamo, famiglie, persone che vi ritrovate nei locali a ballare, diciamo, giusto? Più che ballare io stavo là a guardare, perché non sono tanto avvezzo a ballare. Però ci sono parecchi amici tuoi che si incontrate per ballare. Amici, fratelli, sorelle, sì, andavamo spesso. Visto poi il problema del Covid-19, come giusto che sia, è stato tutto sospeso e adesso dovete solo aspettare che tutto ritorni alla normalità anche per i locali. Così ritornerete ai vostri. Di solito quando andavate a ballare? Il sabato sera? Sabato sera, poi facevamo anche qualche fuitina, andavamo a fare un weekend e restavamo il sabato e la domenica. Il luogo dove andavate per la maggiore, diciamo? Di solito andavamo a un posto in Molise, si chiama Castropignano. C'era un bello hotel, una capienza eccezionale, per 400 persone poteva ospitare, si ballava da appena arrivavi alla mattina fino alla domenica quando andavi via. Poi siamo stati in altri posti come Ischia, qualche ristorantino sul Vesuvio. Buono. Allora, come abbiamo già detto prima, allora stasera dedichiamo questa puntata in prima serata, in Stasera si balla, qui in compagnia della musica, è la mia compagna ideata da Gaetano Donatellis e Salvatore Alvino. Ricordo sempre a tutti coloro che vogliono ascoltare la diretta, lo potete fare andando sulla nostra pagina ufficiale di Facebook Radio Napoli o sui nostri profili Facebook personali o in tutti i gruppi che ha prima elencato Gaetano. Lì troverete quotidianamente i link in descrizione che automaticamente vi girano direttamente in diretta, oppure ci sono i link dei podcast che noi andiamo a condividere dopo appena è finita la puntata in diretta. Troverete vari podcast di varie applicazioni, decidete voi la più comoda nel vostro caso. Noi di solito la pubblichiamo, noi diciamo Gaetano pubblichiamo su tutti i siti, diciamo, i siti di podcast e musica, siamo presenti dappertutto. Vi ricordo per esempio come il podcast di Apple Podcast, Apple Music, poi c'è l'app ufficiale di Radio Napoli che è Spreaker.com, che è la nostra piattaforma che ci permette di trasmettere in diretta, quindi dopo ci dà anche la possibilità del podcast. Poi c'è la mitica app che per il 90% è l'app più scaricata al mondo è Spotify. Poi c'è il motore di ricerca di ultima generazione come Google, che vi permette di scrivere nel cerca di Google pomeriggio con l'artista che vi va di ascoltare e subito vi esce i primi link di Spreaker.com. E ultimamente stiamo anche trasmettendo su YouTube. I podcast li troverete anche su YouTube scrivendo il pomeriggio che vi va ad ascoltare con l'artista che vi va più di ascoltare. Andiamo subito stasera con il primo brano in programma. Come primo brano ho scelto un brano di Elettra Lamborghini. Il brano si intitola Pem Pem. Andiamo ad ascoltare Elettra Lamborghini. Yo sé que es así, yo sé que él no me ama, solo en la noche me llama, me invita a su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama, quiere ser pam, 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 él quiere ser pam,
Yo sé que es así, yo sé que él no me ama, solo en la noche me llama, me invita a su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama para hacer pam, pam, para pam, 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 para pam, 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 él quiere hacer pam, pam, para pam, 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 para pam, pam, pam. Tú ya sabes lo que a mí me gusta. No me digas que soy injusta, no, no. Quítame el bebidor. Contigo es descontrol. Y no te doy un beso. Tú me piensas si te duele la cabeza. Todos los chicos quieren eso, solo sexo. Pues ninguno puede hacerlo con la princesa. Y yo no lo sé. Las otras son celosas, yo no sé por qué. Y tú me regalas Chanel, pero yo más tú no se puede hacer. Ay, no grites, que no se escucha. Desperté a los vecinos. Yo sé que es así, yo sé que él no me ama. Solo en la noche me llama, me invita a su casa. Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama para hacer pam, pam, para pam, 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 para pam, pam, pam. Me quiere hacer pam, pam, para pam, 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 para pam, pam, pam. Ay, ya me cansé. Ya no quiero más, me aburriste. El este se va, baby. La fiesta se acabó, apaga todo. Ed eccoci qua rigorosamente in diretta, ore 21:45, stasera super puntata in prima serata, giusto per provare un po' le varie fasce orarie, per vedere i dati di ascolto dove vanno per la maggiore. Ultima puntata a GoGo Gaetano, abbiamo superato oltre i 3.000 download. Veramente grazie a tutti coloro che ci ascoltano dopo anche la diretta. Grazie sempre alle app che prima abbiamo nominato. Spotify veramente ci fa arrivare anche all'altra parte del mondo, Gaetano, Santiago do Cile, Messico, New Mexico, Stati Uniti. Non hai salutato gli amici che ci ascoltano da oltreoceano, Gaetano. Come devo fare con te? E tu conosci tutte le lingue, prof. Tu mi devi essere d'aiuto sotto questo punto di vista. Posso solamente in spagnolo, in inglese, giapponese mi sto attrezzando. Giapponese, allora, in inglese, good evening and thanks for your listening. Significa grazie, buonasera e grazie per l'ascolto. In spagnolo è più o meno come in italiano. Buenas tardes e muchas gracias por escuchar. Allora, arrivano già i primi saluti qui stasera in prima serata. Ivano Serra che ci scrive da Mascalucia, il mio mitico press. Ti voglio bene, grazie, ci ascolta sempre Gaetano. Lui, Maurizio Federico, Nino Chisari, sono ragazzi che abitano a Catania, ragazzi, sono, diciamo, Ivano Serra non è più un ragazzo, diciamo, è oltre i 50, mo mi chiama in diretta e mi picchia e mi manda a cagare. Cioè, si dice diversamente giovane. Sì, Ivano Serra specialmente, Ivano Serra a confronto Maurizio Federico, diciamo alla mia stessa età, siamo amici di infanzia, che poi le strade si sono divise, adesso lui abita a Catania per lavoro e io sono rimasto qui a Napoli, è un mio coetaneo, abbiamo la stessa età, diciamo, lui è un anno più grande di me, ma Ivano Serra, diciamo, è quello là più anzianotto del gruppo. Ci scrive e ci saluta sulla nostra app, chat di Spreaker.com. Stasera si balla, saluti da Mascalucia, e adesso mi manda la scritta maledetto con un sorriso. Ivano, grazie che ci ascolti sempre, ti voglio bene, per questo te lo dico sia in diretta che in privato. E poi c'è il mitico Maurizio Federico che ci ascolta di solito alle 19 quando lui smonta da lavoro, e lo facciamo compagnia con la mezz'oretta che si fa di traffico dall'aeroporto di Catania fino a casa a Via Grande a Catania, lo facciamo compagnia. Vabbè, a lui è un bene particolare perché
ci conosciamo da bambini, siamo cresciuti insieme e quindi c'è sempre un saluto per lui, per la sua famiglia e sua moglie in maniera particolare. E infatti mi diceva in privato il di dietro di Elettra Lamborghini che è uno spettacolo, però in un'altra lingua, diciamo. Parlavamo un po', Gaetano, anche tu in offline mi hai detto peccato che si sta ingrassando Elettra Lamborghini. Allora, ho avuto questa impressione, non vorrei mettere qualche cosa allora, che non è... mentre noi ascoltavamo Elettra Lamborghini, tu in cuffia e Maurizio in chat abbiamo fatto dei commenti sulla persona, sulla persona di Elettra Lamborghini. Mi fa molto piacere di questa interazione che stiamo facendo. Stiamo facendo una cosa a tre su Elettra Lamborghini, tu in cuffia e Maurizio in chat. Allora, il prossimo brano in programma. Scusami, Salvatore, volevo dare qualche informazione su quel brano di Elettra Lamborghini che abbiamo appena ascoltato. Gaetano, perdonami se non ti ho menzionato su sta cosa, siccome era un brano aggiunto, no, te lo spiego, siccome era un brano aggiunto da me all'ultimo minuto perché ho fatto dei cambiamenti di brani, credevo che non eri preparato. Perdonami. Sono le so a memoria certe cose. Altrimenti mica ti chiamavo prof. Allora, Pen Pen è un singolo della cantante italiana Elettra Lamborghini ed è stato pubblicato il 2 febbraio del 2018 ed è stato estratto dall'album Twerking Queen. Bravo. Brava Gaetano. Io pensavo che non eri pronto su sta cosa invece. Gaetano, qua ormai sono passati 3-4 giorni, 2-3 giorni, non so quanti giorni sono passati, ma qua siamo ancora in festa. Gaetano, qua si parla ancora della mitica Coppa Italia vinta da Napoli, i calciatori stanno ancora fra Ischia e Mare Chiaro, fanno questo tam tam tra Ischia e Mare Chiaro, festeggiamenti, notte inoltrata. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha partecipato alle feste della Coppa Italia. Veramente il presidente fa notizia perché va via un poco prima, diciamo. I giocatori del Napoli sono stati fino a notte inoltrata, diciamo, a far festa della vittoria della Coppa Italia. Invece il presidente a buon'ora alle ore mezzanotte e 30 lascia il ristorante e va via perché la mattina poi giustamente Cristiano ha di affaticare, dice la moglie c'è da preparare da fare sempre personaggi, non ci sta niente da fare. È il personaggio più odiato a Napoli, diciamo. Se scendiamo in strada e facciamo un sondaggio, la persona più odiata a Napoli dopo Salvini e Aurelio De Laurentiis 100-100, però dopo c'è il fatto che ci ammazza zitta Gaetano, perché Aurelio De Laurentiis ci ha fatto vincere Coppa Italia, Supercoppa, diciamo che tra virgolette ha vinto anche uno scudetto che poi abbiamo perso in albergo a Firenze. Vabbè, questo poi andremo, mi voglio fermare qua altrimenti non ce ne usciamo più, specialmente che poi stasera ci stanno tanti amici juventini in ascolto. Se tocchiamo questo tasto non ce ne usciamo più. Possiamo pure dire che si è buscata una cosarella di soldi, però ha guadagnato qualche soldino. Sì, sulle cessioni dei vari Cavani, Lavezzi, Higuain, Hamsik. C'è un termine che io dico sempre, però non lo so, in radio adesso con persone che ci ascoltano anche dall'altra parte del mondo, come ce la facciamo una traduzione a che si fa? Perché praticamente io dico, se mette la mano nel gabinetto è capace di tirare fuori una ragosta, solo che in napoletano si dice in un altro modo, diciamo. Aurelio De Laurentiis è talmente fortunato che tocca diventare. Prende, che da già dice, Lavezzi che faceva l'elettricista, l'ha venuta 70 milioni di euro in Cina cash. Higuain messo da parte dal Real Madrid, viene a Napoli, fa la stagione record, 36 gol in campionato e lo vende alla Juve per 100 milioni di euro. Compra Koulibaly a 20 euro e ti esce un campione che lotta per il pallone d'oro insieme a Ronaldo e Messi, e ora ci vogliono 110 milioni di euro per venderlo. Diciamo, chi è esagerato, guarda, è esagerato.
Parlando di sport, volevo fare un saluto ai miei amici del comitato Centro Paradiso. Mamma mia, il Santo Graal, il Santo Graal, il Centro Paradiso, il Santo Graal. Stanno prodigando per la riapertura di questo centro che ormai è diventato una desolazione. Vabbè. Andiamo subito con il prossimo brano, Gaetano, dai, non ci prolunghiamo. Allora, il prossimo brano è Mamacita. Poi dopo Gaetano ci dirà cosa abbiamo ascoltato. Baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita. Louis Vuitton es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan, salen y gastan la funda. Le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame de lo que yo sé, una botella de rosé, que la chori tiene sed. Ese booty mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix. alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Put me in the mix, put me in your vida, put me on top, ponme arriba, put me in, put me in, put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve mami, move it on me. Sacudolo, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Where you wanna go, what interests ya? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya. alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato il mitico brano Mamacita. Gaetano, oggi è domenica, cosa hai mangiato? Mi sono fatto un bel maccaroncino
olive e capperi. Diciamo, siamo andati quasi vicino di casa, diciamo che oggi io, come ben sai, ho pranzato a casa di mio padre per festeggiare gli auguri, ero in compagnia della sorella 07, la figlia Simona. Abbiamo trascorso veramente una bella domenica in compagnia. Abbiamo fatto qualcosa di più casareccio. 07, come ottima cuoca, come ben sapete tutti, mi ha preparato una bella lardiata, un bello maccarone, un bello ucida lardiata, maggio consolato a vita mia, bello. Purtroppo non posso mangiarlo, causa colesterolo e trigliceridi. No, io abbiamo fatto questo e poi abbiamo fatto un po' di brace, un po' di misto carne, abbiamo fatto un bel coniglio anche sulla brace, bello saporito. Era morto il coniglio? Sì, no, già era sgozzato, era solo pronto per la cottura. Povera bestia. Era saporito, sì. Che poi aveva fatto un po' di Comunque battute. mi sono arrivati dei saluti in questo momento. Vai. I saluti del mio amico l'artigiano del Presepe, la mia amica di Facebook Olimpia Finco, il mio amico Francesco D'Aquanno e la nuova arrivata nel gruppo Tutta la musica che è nel cuore, Donatella Palermo. Buonasera a tutti e salutiamo anche la nostra Maria Esposito che si è appena connessa da Catanzaro. Saluto lei e tutta la sua famiglia. Un abbraccio a tutti anche da parte mia, vi voglio bene, grazie, speriamo di esservi di compagnia e con la speranza di farvi ascoltare musica di vostro gradimento. Allora, Gaetano, il prossimo brano in programma è opera tua, i primi due brani. Mamacita Sì. è un brano interpretato dal gruppo The Black Eyed Peas ed è di quest'anno, è del 2020. Bel brano, mi piace. È un reggaeton. È solo capitato in un anno sbagliato, diciamo. Spero quando prima che passi questo 2020, perché Ma ho avuto veramente... fortuna, sai perché? Perché la gente stando a casa ha avuto modo di ascoltare radio, musica. Vabbè, di solito le persone si ricordano dei brani, delle canzoni, specialmente nel periodo estivo, perché si balla in spiaggia o la sera nei locali, nelle discoteche, fra di voi, diciamo, uno si ricorda del brano perché lo associa a un periodo della vita. Ti ricordi quando ballavamo, un esempio, Obsession degli Aventura? Io ricordo che ballavo quel brano con Sì. ballavo con mia moglie quel brano 2 anni prima che mi sposavo, diciamo. Andavamo la sera nei locali con gli amici e ballavo con mia moglie quel brano, diciamo. Associ sempre qualcosa un brano a un periodo, capito? No, associ le due cose. Scusami, se tu mi l'hai lasciato nella scaletta il ballo di Simone, Sì, te l'ho lasciato. e questo fa parte del mio periodo del 68-69, quando io andavo a ballare. E ballavi il ballo di Simone. Perché era semplicissimo. Allora adesso ti faccio ascoltare. Ballavo un ballo di tu. Adesso ci ascoltiamo tutti quanti insieme. Disco Inferno. Vai con le info. Allora, Disco Inferno è un brano dei No, scusami, questo la dedica anche a Ivano Serra perché è l'epoca sua, Disco Inferno. Questo è per le persone della vostra età, diciamo, quando eravate giovani. Appunto. Stavo dicendo, è interpretato dai Tramps e fa parte della disco dance degli anni 70, precisamente questo brano è del 1976, che è stato ballato tantissimo e si balla ancora. Si balla ancora sì. Ve lo faccio ascoltare, Disco Inferno.
heart. I heard somebody say it's going final. Burn that mother down, y'all. It's going final, yeah. Mother down. Up above my head, I hear music in the air. Music that makes me know there's a party somewhere. Satisfaction came in a chain reaction. You hear? I couldn't get enough, so I had to self-destruct. The heat was on, rising to the top. Everybody going strong. That is when my spark got hot. I heard somebody say it's going final. Burn that mother down. It's going final, yeah. Burn the mother down. Burn the mother down. It's going final. Grandissimo brano, disco Inferno, veramente ha scritto la storia della musica a livello mondiale, si è ballata in più di 3 generazioni. Gaetano, questo brano Sì, dal 70 in poi. veramente stanno ballando ancora generazioni e generazioni di persone. Allora Gaetano, come tutti sappiamo, è ripartito il campionato di Serie A. Ieri ci sono stati i primi 2 match che si sono giocati, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Torino-Parma è finito sul pareggio di 1-1, Verona-Cagliari è finita 2-1 a favore dei veronesi. Oggi pomeriggio si è giocata la gara Atalanta-Sassuolo, vinta dall'Atalanta per 4-1, e adesso sta giocando l'Inter contro la Sampdoria. Stiamo al 19° minuto di gioco e l'Inter è in vantaggio per 1-0, gol di Lukaku, assist di Eriksen. Diciamo che il post-Covid non ha cambiato niente neanche nei risultati, come si era lasciato il campionato così sta andando avanti. Il prossimo brano in programma, Gaetano, il prossimo brano è Mambo Number 5, Liu Bega. Hai qualcosa per gli ascoltatori da dire su questo brano? Sì, prima di dare informazioni volevo salutare la nostra affezionatissima Giuseppina Esposito e la sorella Luisa Esposito che ci ascoltano da Catanzaro. Un abbraccio a tutti. E i miei 2 cugini Francesca e Nicoletta Donatellis. E al momento non ho altri messaggi. Comunque dicevamo, il brano Mambo Number 5 è un singolo di Lou Bega, è del 1999 ed è stato tratto da un altro brano registrato da Perez Prado del 1952 addirittura. E io lo ricordo questo qua di Perez Prado del 1952. È un brano molto divertente e si balla facilmente. Andiamo ad ascoltare Mambo Number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes
me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Trumpet. The trumpet. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo number 5. Mambo number 5, mitico brano di Lubega. Gaetano, abbiamo dei saluti da fare, come ci scrive l'amico Ivano Serra sulla nostra chat di Spreaker.com qui in diretta mentre ci ascolta. Salutiamo l'amico, per lui l'amicone Nino Chisari, che adesso è ancora al lavoro, lavora in un centro commerciale, sarà a momenti per smontare il suo turno. Lo salutiamo tutti con un forte abbraccio a Nino Chisari. Poi buonasera Nino, anche da parte mia, buonasera. Poi ci è arrivato un saluto tramite il nostro numero WhatsApp, ci è arrivata una nota vocale al 329 1184 700. Chi ci saluta ce lo dici tu dopo. Un saluto a te e un saluto al mio grande papà Gaetano Urusur. Lo puoi dire anche in diretta. Vi saluto, grazie, ciao. Peppone, mio cugino, il mio primo cugino dal lato Donatellis, Giuseppe Donatellis, il capo in testa, Giuseppe Donatellis, l'erede, l'unico erede, perché è il figlio del primo figlio maschio, diciamo, no? Purtroppo il saluto del mio figlio in diretta mi è sfuggito perché avevo tolto la cuffia, ma comunque li ascolterò dopo sicuramente. Ti è sfuggito? Ma lo faccio sentire dopo. Un saluto a te e un saluto al mio grande papà Gaetano Urusur. Lo puoi dire anche in diretta. Vi saluto, grazie, ciao. Ascoltato? Sì, ti ringrazio. Come sta andando? Nino sta andando a casa da lavoro e Giuseppe è andato adesso al lavoro. Il mondo come è diverso, diciamo. Allora, parlando di saluti, volevo salutare il mio amico e vostro amico Giorgio Schimbri, che ci segue dal gruppo Tutta la musica che hai nel cuore. Ciao Giorgio. Allora, il prossimo brano che vi voglio far ascoltare è
chi è che non ha ballato questo brano? Diciamo, se qualcuno mi dice io no, non lo credo. Diciamo, è uno dei balli latinoamericani che va per la maggiore. Per me questo brano lo associo sempre a Jerry Calà, perché c'è un film che Jerry Calà si mette al pianoforte e fa ballare tutti gli ospiti della nave che lui, diciamo, faceva intrattenimento. Il brano che vi voglio far ascoltare è Maracaibo. Gaetano, che info ci sono su questo brano? Vabbè, questo brano è stato lanciato dalla cantante italiana Luisa Colombo, meglio conosciuta come Lu Colombo, ed è stato pubblicato nel 1980. Andiamo ad ascoltare Maracaibo. Sulle casse di nitroglicerina. Tornò Miguel, tornò. La vide impallidì. Il cuore suo tremò. 4 colpi di pistola le sparò. Maracaibo, mare forza 9. Fuggire sì, ma dove? Zazà. L'albero spezzato, una pinna nera nella notte scura, come una bandiera. Morde il pesce cane nella pelle bruna, una zanna bianca come la luna. Maracaibo, finito il barracuda, finito ballar nuda. Zazza, un gran salotto, 23 mulatte, danzan come matte, casa di piaceri per stranieri, 130 chili, splendida regina, rum e cocaina. Zazza, se sarai cortese, ti farò vedere nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Maracaibo di Luisa Colombo, Lu Colombo, come ci diceva prima il nostro prof. Prof, allora domani è ufficiale, l'obbligo della mascherina da domani in luoghi aperti non è più obbligatorio, giusto? Non è obbligatorio, ma è facoltativo.
Però io lo consiglio sempre a tutti, perché non è che dalla sera alla mattina una pandemia a livello mondiale può andare via, diciamo. Cerchiamo di rimanere sempre con il limite di distanza di sicurezza, diciamo, il distanziamento sociale. Poi, tra virgolette, la mascherina per le donne deve stare sempre in busta e a portata di mano, per gli uomini non so, in borselli, in marsuppi, perché poi appena si entra in un luogo chiuso, qualsiasi tipo di negozio, centro commerciale o qualsiasi parte al chiuso, c'è ancora l'obbligo dell'uso della mascherina. Allora Però scusami, la mascherina dovrebbe essere imbustata, perché la bolgi, la metti in borsa, la riprendi, la rimetti in borsa, perché uno che va in giro per negozio, la stessa mascherina la prendi e la rimetti in borsa perlomeno 3-4 volte al giorno, non è più una cosa igienica. Sì, vabbè, ormai come ci vogliono far capire è solo per l'uso sociale la mascherina, diciamo, per chi parla, quando siamo a contatto con qualche persona più da vicino. Fortunatamente ci vogliono far capire che il virus cammina nell'aria, però viene solo poi il contatto solo se la persona che ha il virus ti arriva tramite la saliva o hai avuto un contatto diretto con questa persona. Perciò la prima cosa che ci vogliono far coprire è il viso, la bocca, diciamo, per evitare il contatto più ravvicinato con il Covid-19. Speriamo bene. Tenendo fissa la mascherina ancora per un po', tu evitavi per esempio di toccarti il naso, la bocca con le mani. Sì. Proprio oggi con me a pranzo ho avuto il marito di mia cugina che lavora come addetto alle pulizie nell'ospedale Monaldi di Napoli, e mi ha spiegato che sono stati anche loro impreparati a livello anche aziendale, la preparazione per entrare nei reparti ospedalieri giustamente per fare mansioni di pulizia nei reparti del Covid-19. Nessuno inserviente ci voleva entrare, hanno fatto a sorteggio per chi doveva entrare a fare le pulizie nel Covid-19, ma il problema che loro affrontavano non era che non volevano entrare per paura di avere un contatto con quelle persone. Il problema è anche spogliarsi da quando esci dalla pulizia di quel reparto. È vero che l'azienda gli dava 2-3 tute, copricapi, guanti, mascherine, gli forniva di tutto, però ci vuole anche una formazione a livello professionale per poi, quando ti vai a togliere quegli abiti che sono stati accontanti in quell'ambiente. Diciamo, se tu sbagli la manovra di toglierti la tuta, quella là bianca che ti è stata permessa di entrare là, ci sono delle manovre da effettuare per togliere quella tuta da dosso in maniera corretta, diciamo, perché se tu te la sfili dal basso verso l'alto, la tuta ti passa per la faccia e per la bocca, diciamo, sai, tu te la vuoi sfilare uso maglietta, giustamente è un errore. Toglierti i guanti è una cosa che per esempio come noi facciamo a casa, oppure tu al lavoro che ti sfili i guanti in qualsiasi modo, l'appoggi là, li butti, poi quello che dipende dal tipo di guanto, diciamo. Anche i guanti c'è un determinato passaggio da fare per poi gettarli. La stessa cosa, la mascherina va presa in un modo specifico, diciamo. Noi la mettiamo, la togliamo, siamo sempre sai, non ci facciamo peso a queste cose, ma chi purtroppo ci lavora in queste strutture ospedaliere, per me sia i dottori, per me stanno tutti sullo stesso piano, i medici, i paramedici, gli infermieri, gli inservienti, per me sono stati tutti degli eroi in questo periodo, perché veramente hanno messo proprio la loro vita esposta al pericolo 100-100, diciamo. Giustamente il dottore, il medico, l'infermiere, il paramedico hanno una formazione professionale diversa, perché fanno corsi di aggiornamento, insegnano a fare queste cose in queste difficoltà. Ma un inserviente chi viene assunto per 1.200 euro al mese per 8 ore al giorno a stare a contatto con determinati luoghi e persone, se non sei preparato come dicevo prima, a toglierti gli addumenti del lavoro, ti rischi di portarti il virus a casa, diciamo. Non va bene.
vabbè. Allora, prossimo brano in programma. La Duena dello Swing. Gaetano, ci fai ascoltare? La Duena dello Swing, sì. Vai con le info. Aspetta, mi sono perso la pagina. Los Hermanos Rosario, La Duena dello Swing. Sì, ecco qua. Brano che tra l'altro abbiamo ballato tutti. È interpretato da un'orchestra domenicana, la Duena dello Swing. Sono i Los Hermanos Rosario, che nasce come solo musica merengue. I componenti di questo gruppo posso dirti che sono tutti fratelli. E questo pezzo Immagino la contentezza della mamma quando senti cantare tutti quanti ci dicevamo poi ha portato i soldi a casa, perché Bravo. stando a Santo Domingo non è che se la passavano tanto bene. è stata una gioia, ma mamma e papà dici. Questo gruppo si è fondato nel maggio del 1978, però il pezzo è del 1995. Gaetano, facciamo anche un aggiornamento sportivo prima di ascoltare la Duena dello Swing. L'Inter raddoppia con il gol di Martinez, assist di Candreva al 33esimo del primo tempo. Allora, quindi il risultato al momento è Inter 2, Sampdoria 0. Andiamo ad ascoltare la Duena dello Swing. Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother. Ay. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile llama la atención y en el escenario ella se roba el show. Baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. ¡Ja! ¡Ay! ¡Rosario! A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega
Eccoci qua sempre in rigorosa diretta, sono le 22:30. Gaetano, un'altra ora di musica ci sta svolgendo al termine, diciamo. Siamo a 58 minuti di registrazione, cercheremo di non sforare oltre il minuto e 10, un'ora e 10 di registrazione per non stancarvi, e poi come dicono a Londra, si è fatta una certa ora, diciamo, sono le 10:30 di domenica. Domani per tutti voi che lavorate c'è un giorno, una nuova settimana che inizia, un nuovo giorno di lavoro da iniziare. Io domani sto di festa, diciamo. Avevo prefissato di andare a mare, solo che il tempo qui a Napoli è malo tempo. Qui a Giuliano adesso ha finito di piovere. Gaetano, da te a Soccavo? È lo stesso, però si è alzato un po' di vento. Si è alzato un po' di vento. Vabbè, speriamo praticamente alzandosi un po' di tempo, un po' di vento, non dovrebbe piovere molto, perché sai, il vento porta via le nuvole. Allora, il prossimo brano che vi voglio far ascoltare è il brano di Jennifer Lopez. Andiamo con la seconda voce femminile di questa serata. Tra le due chi scegli a livello visivo? Che dà, Elettra Lamborghini o Jennifer Lopez? Delle due, se dovessi uscire a cena? Sicuramente Jennifer Lopez. 50 anni, Jennifer Lopez si porta veramente una favola. Andiamo ad ascoltare. Se proprio se sa pigliacolla che Elettra Lamborghini me la porta a pranzo, va bene? No, a pranzo te la porto allora. A cena Jennifer Lopez, diciamo. Sì. Allora andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Jennifer Lopez il brano in questione, Jennifer from the Block. Jennifer Lopez. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no bruh. That's just me, nothing phony. Don't hate on me, what you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Rocking this business, I've grown up so much. I'm in control and loving it. Rumors got me laughing, kid. I love my life and my public. Put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I just find myself still loving you. You're all that we get. I find myself still loving you. I think we need to take the time to get. I never give up on the good. I never give up on the love we had, baby. We just need to take it slow. Oh, Boricua. Boricua's in the house. All right, now bring it back. Fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks
dalla mitica voce di Jennifer Lopez abbiamo ascoltato il brano Jennifer from the Block, mitico brano. Anche questo Devo aggiungere che questo brano, Sì. in questo brano Jennifer Lopez è stata aiutata da due noti rapper americani, di Jadakiss e Cyrus. Inoltre questo brano è del 26 settembre del 2002, stavo ancora a casa con i miei genitori, ancora mi È un genere hip hop and rhythm and blues, se qualcuno se ne accorge, è anche di vecchia scuola, diciamo. Sì, come genere di musica, sì, rientra in quella fascia di genere di musica. Allora, andiamo adesso per i saluti finali. Gaetano, come al solito, lascio a te il compito di salutare chi ci ascolta dai gruppi Facebook. No, io saluto tutti quanti con un grosso abbraccio circolare, e gli amici vicini e gli amici lontani. Gli amici lontani sono intesi come tutti coloro che ci ascoltano dalle nostre app di podcast, Spotify, Google Music, Apple Music, Spreaker.com, YouTube, Heart Radio. Veramente siete in tanti. Non scommettevo neanche un centesimo, diciamo, per la risoluzione degli ascolti, come stanno andando in crescita sulle statistiche. Vedo quel disegno di statistiche che va sempre verso l'alto, a volte qualche giorno che sale un po' più lento, però è sempre puntato verso l'alto. Grazie veramente di vero cuore. Spero che questa puntata in orario diverso, in prima serata, sia stata di vostro gradimento e con la speranza sempre sia stata di vostra compagnia. Per la scelta della musica ringrazio sempre chi ci lavora il pomeriggio, il mio amico, il mio prof Gaetano Donatellis, che vanno a lui tutti i ringraziamenti per quanto riguarda la puntata che poi io metto in rete. Ricordo sempre a tutti coloro che vogliono riascoltare i podcast o vuole condividere la nostra pagina Facebook. L'immagine del profilo è sempre la stessa da oltre un mese, non la cambieremo mai al momento, anche se in maniera amatoriale è stata un po' modificata. È il mitico Cuore Russo, con all'interno disegnato il Golfo di Napoli, con a fianco il logo della Società Sportiva Calcio Napoli, con sopra scritto Radio Napoli di Salvatore Albino. Lì troverete i nostri link in descrizione per le nostre dirette, per i nostri appuntamenti, per gli orari che andremo in diretta. Gaetano metterà ogni pomeriggio, sempre come ultimamente sta facendo, degli sketch di video che vi preparano alla puntata che poi il pomeriggio andrà in onda. Domani abbiamo l'appuntamento con il nostro talk sportivo Non ci rompete il calcio. In mattinata di domani, durante la mattinata, metterò in descrizione l'orario del via del programma. Adesso non vi devo solo salutare, grazie della compagnia. Gaetano, l'ultimo brano che facciamo ascoltare a chi ci ascolta adesso è Giuliano e i Notturni, il ballo di Simone. Dici cosa ci aspetta ad ascoltare e poi vado per io i saluti finali. Questo è un ballo che quelli della mia generazione hanno ballato quasi tutti, è del 1968, e dico che il primo e il penultimo brano che ho ballato. È il primo il ballo che hai ballato? Proprio il primo. Mamma mia. Avevo i miei 16 anni, diciamo. Allora, andiamo ad ascoltare il ballo di Simone, il primo ballo che ha ballato nella sua vita il prof Gaetano Donatellis. Un caloroso abbraccio da parte mia, Salvatore Avvino. L'appuntamento è per domani nel nostro talk sportivo Non ci rompete il calcio. Un abbraccio a tutti, buona serata e buona domenica a tutti. Buonasera. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare.
Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Muovile ora con me, un po' di qua, un po' di là. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Muovile ora con me, un po' di qua, un po' di là. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare.